Buonasera a tutti e benchiatas a Novi. Sale fur de terapie intensive il giovin ferite albe di Ira di Gnan in Tune Baruffe che ha veduto una trentina di persone. Di domani si rinforce tanti che provveduti il presidi di polizia di Stato in te località balneare, intanto che per Miercus, es 11 miege, si tegnerà un vertice dai responsabili dell'ordine pubblico in prefetture a Udin. Intanto, gli operatori turistici a domande in misure urgenti, stante che l'interdizione dell'accesso a spiagge in tesoris sarà al seno ordinanze compagne di che già state adottate a Jesolo. Si aggrava la situazione idrica in tal Friuli occidentale, in particolare sulle aste del Midune che la so portate ai minim storici. La capienza de Valtramontine e la de Ius sotto dal soiar dai 10 milioni di metri cubi e un altro motivo di pensiero per il consorzio di bonifiche Celline Meduna. Intanto un dei simboli de sofferenze dai corsi di aghe alle il Gorgaccia in che si dice in secchie in Poce che reclama i turisti a Polcenic, le aghe a Ietan Poce, intanto che il Torinta le latte dal Dut al sud. Il sindaco al favore di una situazione surreale che non si vedeva di Heinz. Sono 554 i news casi di Covid che sono saltati fuori in Friuli Venezia e Giulia di 2463 tampons molecolari e provi svelti fatti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, intanto che i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 191. All'estate un decesso a Pordenone. Occupazione ai livelli record per il Friuli Venezia e Giulia che attoglie il 67,6% al terzo posto in Italia. Dai dati dall'osservatorio regionale tra Genar e Mai sono stati 111.000 le assunzioni. A Swaling i dati per ciò che riguarda femminis e giovanis e in ogni caso si spiccia il trend di cui che al dice addio al posto di lavoro fisso. A Udin sono intanto tante volte le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza senza titoli. Il comune da ora fa un controllo dopo le segnalazioni dei INPS. O sentì c'è caldi su questo il sindaco di Udin, Pietro Fontanini. Stiamo facendo le verifiche perché l'INPS non ha segnalato un numero di persone e noi stiamo controllando se sono residenti a Udin, se effettivamente hanno una situazione che permette di avere reddito di cittadinanza. Tanti di loro purtroppo dopo i controlli vengono fuori che o non rispondono o non si fanno inchiatare e quindi decadono di questi diritti. Ma oltre a 9 PIBs che l'INPS ferme, e rischiano anche di avere conseguenze penali perché il caso viene segnalato alla Procura della Repubblica. Allora ho visto qualche furbo, che credo di essere massa furbo, di stare un po' di essere più onesto perché queste multe di fa non va bene. Io credo che a se di miglior avere un posto di lavoro, lavorare e non pretendi di vivere sotto in pratica i servizi da Stato che l'ha garantiti ogni mese una pae, sapendo che tu potresti lavorare, che i posti di lavoro sono, basta avere una buona volontà. Lavori di manutenzione sulla rete autostradale di autovie in che sdice la società autostradale e da ora completa la riverniciatura dei New Jersey di Beton. Il gruppo è interessato dal lavoro di Gnot in una temporale che il traffico estivo risulta manco intenso. Nel snuv di Gnot fino a 5 domani a Buinore venirà sarà dal traffico il tocco tra Udine e Trieste al tece dal gruppo di Palme turisti invece sempre al tece dall'attacco tra la 4 e la 23 interesserà un tratto di più o manco 200 metri anche per cui che al di Vignese e alle dirette a Trieste e per cui che al di Trieste alle dirette a Vignese ma senza la Sierade. Qui che al di Tarvis o di Udine alle dirette a Trieste al Podere alla Fura Udin Sud di Chiapala 4 al Casel di Palme o al Podere alla Fura al Casel di San Giorgio di Noiari in quest'ultimo caso al di entrare a stes Caselle e tornare in metis in direzione Trieste.
Tre conducenze sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebrietà delle polizie stradali di Pordenone. I tre, sottomettuti alle chilometri, sono stati schiattati al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti proiodus. Un automobilista è stato schiattato con una percentuale di 1,50 e altri due con una percentuale tra 0,80 e 1,50. Sanzione come pecuniaria invece per altri due conducenze. Di lungo dei controlli cambia tutte sommettuti al controllo 36 veicoli e 38 persone, la polizia stradale ha ritirato 5 patenti con le quotazioni complessive di 50 pons e 5 sanzioni amministrative. Infine sono stati imponuti per varie violazioni delle norme dal codice delle strade, 3 per mancato possesso dei documenti di circolazione e 2 per violazione delle segnaletiche stradali. The Natural Sound è la filosofia che guida il No Borders Music Festival, che annuncia gli artisti e protagonisti del suo 27esima edizione. Ai Lazzi Fusini, saranno Tommaso Paradiso, ai 23 di lui, e saranno anche Jan Gavarek con Trillo Gurtu, Paolo Freso e Carlo Cantini, ai 24 di lui. E anche mo sarà Mannarino ai 30 di lui, Bruno Risas ai 31 di lui, James Blunt ai 4 di agosto. Al Rifugio Alberti Benjamin Clementine ai 6 di agosto, Mannarino ai 13 di agosto, sui altiplans dal Montasio, Casa di Lego Daniele Silvestri e Asaf Avidan ai 7 di agosto. Non capita ogni dia, l'ha detta Sergio Emidio Bini, assessore attività produttive e al turismo dal Friuli Venezia Giulia, di poter ascoltare grande musica in tai lux plui inchiantati del Nestremont e il No Border si è dimostrato in tal tempo un elemento prezioso di attrazioni turistiche che porta turisti nazionali e foresti, amanti di musica e di nature, che magari arrivi in chi per prime volte a scuiergi dopo che saranno gli smetis dal loro prossimo viaggio. E alle tutte parusgnotte, Gnovis, al torne come sempre, domani a Snurman col vince sozzere. Mandi e buone serate di Viodisi.